Rapinatori in azione a Nuoro, un comando di malviventi ha preso d'assalto poco prima delle 20 di stasera la gioielleria Fada situata in Viale Repubblica. Un colpo fulmineo che ha visto entrare in azione almeno 3 uomini armati e mascherati. I banditi, uno dei quali sicuramente impugnava una pistola, sono penetrati all'interno del locale commerciale poco prima dell'orario di chiusura. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare dalla titolare della gioielleria 2 rotoli di preziosi. I malviventi, dopo aver arraffato il bottino, sono saliti su un'auto che li attendeva poco distante e si sono dileguati a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto si sono recate le volanti della questura di Nuoro e i carabinieri del comando provinciale che hanno raccolto le prime testimonianze e i primi elementi utili per le indagini. È stato attuato, come vuole la prassi in questi casi, il piano provinciale antirapina con l'istituzione di posti di blocco nelle vie d'accesso al capoluogo barbaricino, ma i controlli al momento non hanno dato l'esito sperato. In corso di accertamento l'ammontare esatto del bottino, che comunque dovrebbe essere consistente.